Ben ritrovati in diretta qui su Radio.0 con il nostro Info FVG. Ci dedichiamo agli appuntamenti e aggiornamenti anche dal territorio, dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da Trieste, dove è stata inaugurata anche la mostra dedicata ai 100 anni di storia dell'Università di Trieste. Si chiama 1924-2024, un secolo di storia dell'università, immagini e documenti. L'università si racconta con opere d'arte, immagini d'epoca e un film ritrovato. È aperta al pubblico al Castello di San Giusto, lo sarà fino al 1° settembre, ma andiamo subito ad approfondire insieme al rettore Roberto Di Lenarda, l'assessore comunale Giorgio Rossi, Tullia Catalan, curatrice dell'esposizione, mentre il coordinamento generale della mostra è seguito da Anna Krekic, conservatore del Castello di San Giusto, e Laura Sartori, coordinatrice dell'attività del centenario. Sentiamo di più. La mostra 1924-2024, un secolo di storia dell'Università degli Studi di Trieste, immagini e documenti, sarà aperta dal 15 marzo 2024 negli orari di apertura del Castello di San Giusto, quindi fino al 31 marzo dalle 10 alle 17 tutti i giorni tranne il lunedì, e dal 1° aprile fino al 1° settembre tutti i giorni dalle 10 alle 19. Oggi è un momento importante perché ospitiamo al Castello di San Giusto questa straordinaria mostra per festeggiare i 100 anni dell'università. Come abbiamo detto nella presentazione, è la storia del nostro paese, 100 anni in cui l'università ha superato momenti complessi, tragici, di tutti quelli che sono stati gli avvenimenti avvenuti a Trieste, dal fascismo alla presenza dei nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale, poi le varie occupazioni, fino a tutto quello che sono state contestazioni degli studenti nell'anno 68. Allora, da qui parte la mostra storica sui 100 anni dell'Università di Trieste, proprio dalla fondazione voluta fortemente dal barone Revoltella, che costituisce dal 1877 il nucleo, soprattutto di carattere commerciale, di quella che è stata poi nel 1924 l'Università degli Studi di Trieste. Il percorso che andrete a visitare è un percorso per immagini, per video e per opere d'arte e disegni preparatori poi al grande edificio del 1938, il corpo centrale. La mostra storica è suddivisa in 3 parti perché abbiamo deciso così di seguire la storia della nostra città. Come sappiamo, una delle città maggiormente colpite dalle violenze e dalle tragedie del Novecento, e l'università ha vissuto a sua volta momenti di grande crisi proprio in seguito alle vicissitudini politiche del suo contesto. La prima parte va dall'Ottocento agli anni 30 e si ferma proprio allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La seconda fase va appunto copre la Seconda Guerra Mondiale e tutto il periodo del governo militare alleato, ma il nostro Ateneo dagli anni 50 in poi diventerà la grande città della scienza che è oggi. Iniziano, ad essere messi i primi semi grazie ai nostri fisici, ma al tempo stesso anche a un continuo scambio, e lo abbiamo dimostrato attraverso delle bellissime immagini di incontri. Mentre c'era la cortina di ferro, l'università incontra tutto il mondo dell'Est. E ritorniamo a Trieste perché è stata presentata anche la nuova edizione di Eureka 2024, si terrà il 29 e 30 ottobre, questa fiera nazionale della cultura e della creatività è un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori del settore culturale e creativo, per le imprese che desiderano aumentare la propria competitività e per tutti gli appassionati anche di cultura e innovazione. Ne andiamo a parlare quindi insieme a Michela Dolciotti, vicepresidente di Pordenone Fiere, e Elena Mengotti, posizione organizzativa direzione cultura e sport, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e Mario Anzil, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Certo, è un'iniziativa che sta particolarmente a cuore alla Regione, dal momento che riesce a coinvolgere ulteriori operatori, in questo caso privati, nel mondo della cultura, e la nostra Regione è tra le prime in Italia per numero di imprese culturali creative. Pordenone Fiere si è sempre adoperata per innovare nel territorio quello che era anche il concetto della fiera. Stiamo investendo moltissimo nella struttura
struttura della fiera, questo lo vediamo anche con i nuovi padiglioni che abbiamo inaugurato e che metteremo a disposizione per Eureka. Il tutto partirà dal lunedì, i moduli per l'iscrizione partiranno dal lunedì 18. Il 29 e il 30 ottobre 2024 alla Fiera di Pordenone, che consentiranno alle imprese culturali e creative di esporre, di acquistare i loro spazi espositivi presso la fiera con un loro stand e di partecipare a incontri B2B per creare opportunità di business, non solo tra loro ma anche con le imprese del cosiddetto settore tradizionale, ovvero tutto quello che non è cultura e creatività. La fiera è importante, è aperta al pubblico a titolo gratuito. Le imprese culturali e creative esporranno e avranno i B2B a loro disposizione con delle tariffe agevolate per la regione e differenziate per gli altri territori nazionali e internazionali. Le imprese tradizionali invece potranno visitare la fiera gratuitamente e partecipare ai B2B gratuitamente. Tutto il pubblico generale potrà partecipare nei 2 giorni sia ai convegni che a visitare la fiera, quindi non solo ad esporre ma anche a visitare, a curiosare e a scoprire l'offerta culturale e creativa della nostra regione e non solo. Rimaniamo ancora a Trieste, dove è stata sottoscritta la lettera di intenti per la costituzione del nuovo ente GCT Carso, che coinvolge 17 comuni italiani e sloveni per la valorizzazione e lo sviluppo appunto del Carso. Ne parliamo in questo servizio insieme a David Pizziga, presidente Gal Carso, Paolo Petiziol, presidente GCT Go e Pierpaolo Roberti, assessore del Friuli Venezia Giulia alle autonomie locali e lingue minoritarie. Proprio perché sono perfettamente conscio di quello che significa un GECT, per me oggi è una giornata bellissima, splendida, perché questo GECT che unisce 17 comuni di un territorio comune e unico come il Carso, noi oggi veramente dobbiamo festeggiare. La Regione è vicina a questo progetto, che è un progetto complesso, complicato, perché vedi protagonisti 17 comuni tra l'area del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia. È un progetto però ambiziosissimo e che contiamo possa portare grandi risultati. Partiamo dalla esperienza fenomenale di GECT Go, quindi il GECT che ha visto protagonista Gorizia, Nova Gorizia, San Peter, Vertoiba, che ha portato grandissimi risultati sul territorio, ultimo dei quali, ultimo ma non ultimo per importanza certamente, Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Grande giorno oggi con la firma di questo patto di insediamento del nuovo GECT, di creazione di questo nuovo ente che coordinerà quello che non siamo riusciti a coordinare prima senza questo ente. Lo facciamo anche per cercare di massimizzare il potenziale che noi rappresentiamo per la Slovenia e che la Slovenia rappresenta per noi economicamente. Ci rivolgiamo specialmente a sviluppare dei posti di lavoro di qualità, pagati e rispettati in modo degno, in modo che i nostri giovani, una volta che sono andati all'estero a fare esperienze, possano tornare qua e trovare uno stipendio, un posto di lavoro che gli possa permettere di creare famiglia. Siamo pieni di buoni propositi. Io dico a tutti i sindaci in bocca al lupo per il loro lavoro. Quando sarà istituito questo ente avranno una spalla in più sulla quale contare. Continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social, abbiamo visto la firma di tutti i 17 comuni anche per questa lettera di intenti per la costituzione di questo nuovo ente, e per il nostro Info FVG invece è tutto. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia.